Eccolo in diretta, buongiorno, eccoci qua, eccoci con il signor Federico, buongiorno, ci fa vedere la copertina. Federico che del Milan mangia questo per caricarsi. Attenzione, che cioccolato è? Fondente? Non lo so, sai che non lo so. Allora, nell'attesa di Davide che arriverà direttamente quando la trasmissione... Ah, cioccolato al latte, ok. Vediamo la copertina della Gazzetta di oggi. Dedicata all'Inter, ovviamente. L'Inter si fa lo stadio, scudetto a 100 all'ora. Sempre più osi, il Napoli vuole oltre 100 punti, ma va. Non lo so. Grazie Federico, vi aspettiamo qui. Il Napoli è inarrestabile, il Napoli è inarrestabile. Sicuramente. Inarrestabile. Però ho fatto 2 su 2 finalmente, i primi 2 risultati li ho beccati tutti e due. Bravo Max, ed eccoci qua nel parcheggio, come vedete ci sono anch'io, non c'è Davide perché arriverà un po' più tardi. È un po' ritardatario. Alle 10 direttamente quando la trasmissione sarà finita. Esatto. Insomma, parliamo subito di tennis, caro Max, perché dici un po' cosa sta succedendo in Messico. In Messico. Beh, Messico e nuvole. Per la Giorgi dici? Ancora, ma se non hanno neanche un euro dello stadio. Difatti. Comunque sì, in Messico c'è la Giorgi che ha giocato nella notte. Tu ti sei svegliato alle 3:30, no? Sì, esatto. 6-0 tra l'altro, no? No, nella partita precedente. 6-0. Sì, perché dobbiamo fare il riepilogo delle puntate precedenti. Esatto, cioè la partita prima contro la Stephens ha vinto. Nel tempo si stanno svegliando. Esatto, 6-0. E quindi ieri ha battuto la Signa stanotte. Sì, stanotte ha battuto quella che aveva battuto la Cocciaretto, quindi praticamente e siamo finalmente ritornati in finale, quindi la Giorgi finalmente torna in finale tra una pausa e l'altra. Esatto, tra una pausa e l'altra, molto bene devo dire, perché finalmente quando decide di lavorare sodo allora non ce n'è per nessuno, perché in questo torneo devo dire ha dimostrato grandi forma. È chiaro, non c'erano grandi nomi, bisogna essere sincero, però insomma adesso favorita per la finale. Direi di sì, è favorita per tutto il resto, insomma. C'è Mastercard. Esatto, ieri la finale Murray contro Medvedev di 6-4, diciamo che non dico che non c'è stata storia, però Medvedev è tornato in buonissima forma. Ricordo a Tony Bruce che purtroppo è il segno più bugiardo della storia, quindi stia zitto, silenzio. Pronostico Bologna-Inter 2-0 ha detto, ma comunque insomma questo per quanto riguarda il tennis. Basket sono contento perché la Virtus ha vinto col Bascone vittoria in Eurolega, quindi continuiamo un momento positivo. E rugby purtroppo ha ennesima sconfitta, la terza Italia-Irlanda 20-34 ieri a Roma. Nel frattempo prosegue il campionato, quest'oggi alle 12:30 appunto Bologna-Inter, ed è per quello forse che Davide è in ritardo, perché insomma si sta preparando per mangiare. A 12:30, giusto? 12:30 di fuoco, esatto. E pallavolo a sorpresa Perugia dopo 33 vittorie è caduta in semifinale di Coppa Italia, sarà quindi Piacenza contro Trento, questo per la pallavolo. In A2 vittoria di Prato, quindi 3-2, bene, continuiamo nel momento positivo. E quindi del calcio Napoli che continua a vincere e siamo ovviamente molto contenti. No, il Napoli, da dire adesso, a parte gli scherzi, c'è da dire che anche ieri lo stesso Zanetti ha detto Napoli inarrestabile, Napoli veramente, ma anche lo stesso, devo dire, anche lo stesso Spalletti ha fatto delle dichiarazioni ieri dicendo proprio atteggiamento della squadra, proprio parte l'espulsione. Vabbè, ma certo, però Mario lui un po' sta sotto sa perché capisce che c'è anche sotto Oliveira che si sta dimostrando un ottimo giocatore. Infatti ha giocato lui con l'Eintracht. Esatto, ma dopo l'ha sostituito naturalmente perché hanno dovuto fare un po' di cambi, è uscito Kvara Sveglia, quello che è Schiglia, vabbè, comunque è forte, ragazzi, c'è poco da fare. Osimhen meglio di Haaland, no? Di Haaland. Ecco, quello del Manchester anche City. Haaland comunque. Sì, bene, però c'è da dire che veramente sta dimostrando di essere un attaccante da 200 milioni, purtroppo. E il prossimo anno sarà un cavolo di tenerlo per il Napoli, adesso bisogna essere sinceri, purtroppo è così. Ma insomma, questa è la dimostrazione, e lo ripeto, lo ribadisco, che quando si fanno le cose fatte in un certo modo si può arrivare a vincere, diciamo,
adesso non voglio portare nessun melagrano o melagramo, quello che si dice, io sapete che sono storpio sempre. Detto questo, non vorrei portare sfortuna, ma credo che il Napoli ha dimostrato che con poco si può vincere tanto. Bene, è tutto per il calcio, è tutto per il basket, è tutto per la pallavolo, è tutto per il tennis. Direi che andiamo a berci caffè, caro Max, no? Nel frattempo arriverà anche David, e quindi vi auguriamo una buona domenica con il campionato di Serie A che prosegue fino a martedì. Tennis, questa notte c'è la finale della Giorgi e poi fra un po' il prossimo weekend inizia Indian Welsh. Sì, no, attenzione perché ci sarà la prossima settimana, invece incomincia finalmente Berrettini, tornerà in campo ad Acapulco, quindi giocherà in Messico. Acapulco, prima spiaggia a sinistra, come quel famoso film esatto, con Gigi e Andrea. Ed è già là che si sta allenando, naturalmente ci sono le qualifiche, anche suo fratello Jared Berrettini sta cercando di qualificarsi al torneo. Non so cosa abbia fatto nella notte, perché insomma anche le qualifiche non posso seguire tutto. Detto questo, vedremo se Berrettini sarà in forma per poter poi dopo andare ad Indian Welsh e fare il massimo. Prossimo weekend di motori, anche perché parte la Formula 1 con la Ferrari, diciamo ancora un cantiere aperto. Per il momento sembra ancora la Red Bull diciamo favorita, ma come dice il mio amico Giovanni, che saluto, è meglio che a vincere la prima gara siano gli altri, ecco, questo statisticamente. Quindi ciao Giovanni, attenzione, l'ultima cosa che vorrei dire è che adesso bisogna stare attenti, perché questo campionato può essere rivoluzionato completamente, perché ci sono 5-6 squadre che rischiano la Serie B e non solo. Bene, è tutto, buona domenica, grande Palermo che ha pareggiato, sempre Tony che probabilmente non ha nulla da fare, quindi questa domenica Tony, si sta scatenando vicino ai playoff del Palermo, ma diciamo Serie B vedremo. Pordenone gioca lunedì, domani con la Ferrari Pisarò, match d'alta classifica, vedremo in Serie C cosa succede. Buona domenica a tutti, andiamo a bere caffè e a presto su Sportissimo Channel. Ciao!